Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Notiamo dal video come la ripresa di un temporale ha interessato le pianure vicentine e anche parte del Veronese nella serata di giovedì, pur mantenendo temperature oltre la media stagionale, portandosi oltre 35 gradi nel weekend. Poi prevista questa, guardate, ondata di caldo africano che porterà le temperature oltre i 37 gradi, valori decisamente molto sopra la media stagionale, soprattutto sul nord Italia e parte del centro, mentre nel sud Italia, sulla Sicilia, Calabria, un mini vortice insisterà portando qualche rovescio pomeridiano, soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, mentre la stabilità continuerà imperterrita sul nord Italia, con caldo via via sempre più intenso a valori tra 37 e 39 gradi, soprattutto al nord-ovest sulla bassa Lombardia. Notiamo come fino al 24 di agosto le temperature saranno decisamente alte, senza alcuna conseguenza, nessun fenomeno di instabilità, solo sulla Sicilia orientale. Dal 25 del mese è previsto, secondo le ultime emissioni modellistiche, l'arrivo di una poderosa saccatura di origine nord-atlantica che porterà aria più fredda soprattutto sulla Spagna, parte della Francia, un vortice che dovrebbe interessare soprattutto dal 27 al 28 agosto anche l'Italia, tutto da confermare ovviamente. Intanto notiamo come le precipitazioni saranno decisamente assenti fino al 24 del mese di agosto, con qualche rovescio sporadico solo sulle Alpi giovedì, mentre venerdì è previsto già l'arrivo di qualche temporale anche intenso soprattutto al nord-ovest, sui settori alpini e prealpini e poi nel weekend, ma comunque tutte ipotesi che sono ancora incerte dovute alla distanza temporale, quindi vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.